Io sono infinitamente grato al Presidente Berlusconi per quello che ha fatto, sono infinitamente grato a tutti i parlamentari italiani che lo hanno sostenuto, a tutti i parlamentari del PDL e della Lega che lo hanno sostenuto, perché la Lega è nostra sorella, non è nostra avversaria, che lo hanno sostenuto e continuano a sostenerlo. Sono grato al Ministro Tremonti per il lavoro eccellente che ha fatto nel controllo dei conti pubblici, perché era facile sbraccare, come qualcuno consigliava, per provare di no, la situazione sarebbe stata come quella spagnola a questo punto. Ha tenuto la barra al centro, non era facile, non era assolutamente facile, e tutto questo è stato possibile farlo, guardate, per l'intelligenza e la chiarezza d'insieme di due uomini, della capacità e del valore di Silvio Berlusconi e di Gianni Letta. Poi sono consustanziali, quando parliamo dell'uno parliamo anche dell'altro, e la lealtà, questa volta la grande lealtà degli amici della Lega, e questo non va dimenticato, perché se noi avessimo avuto un alleato meno leale della Lega, un po' meno leale della Lega, diciamocelo francamente, visto che loro sono magari anche più bravi di noi a volte a parlare alla pancia della gente, avrebbero potuto creare delle situazioni, e sono anche più contigui a certi ambienti che sono disponibili a passare da un voto di sinistra a un voto magari leghista, avrebbero potuto cercare di speculare ai nostri danni creando situazioni difficilmente governabili. Bene, non l'hanno fatto, sono stati sul pezzo, sul punto, ogni giorno con noi nelle commissioni, in Parlamento, nelle aule parlamentari, a sostenere il Presidente Berlusconi, a sostenere Tremonti, a sostenere la politica del governo. Grati di un fatto, grati del fatto che il Presidente Berlusconi ha saputo mantenere la parola, come è abituato a fare, sostenendo il progetto del federalismo fiscale. Noi abbiamo garantito per il federalismo fiscale, che poi sta a cuore anche a noi, perché il federalismo fiscale non è solo della Lega, è anche nostro, però abbiamo mantenuto l'impegno, abbiamo mantenuto la parola e abbiamo ricevuto in cambio questa volta, forte anche di un rapporto di amicizia personale, perché poi la sinistra ci critica, voi fate la politica con l'amicizia personale, beh, conta anche quella, l'amicizia e il rispetto personale, l'amicizia che sicuramente questa volta c'è, dopo tanti anni c'è, un'amicizia fraterna tra il Presidente Berlusconi e Bossi, che 15 anni fa non c'era, 16 anni fa non c'era, è utile anche per tenere insieme le truppe che a volte potrebbero, loro basta che si sentano al telefono, che si vedano il lunedì sera, si capiscono al volo, e questa è garanzia di stabilità e garanzia di serietà. Allora, scendendo di livello, molto di livello, e arrivando alla Regione Veneto, io non credo che sia stato, qua dissento da te, Renato, io non credo che sia stato un sopruso, dissento da Galan soprattutto, io non credo che sia il caso di farne una tragedia. Tu non l'hai fatta la tragedia, te che sei ancora qua candidato, no? Lui no, ma del resto andrà a fare il ministro, dell'agricoltura, quindi benissimo, quindi mi pare che insomma caschi in piedi. Tra l'altro è un ministero importante, è il Ministero dell'Agricoltura, non è mica il Ministero della Mozzarella, non è il Ministero del Cavo, come qualcuno ha detto, è un ministero molto molto importante, un ministero dove sicuramente Giancarlo Galan avrà modo di dimostrare le sue capacità politiche e realizzative, esattamente come ha fatto nei 15 anni scorsi, soprattutto negli ultimi 10, da quando tu sei assessore regionale. Però vi dico una cosa, e lo dicevo proprio a Giancarlo che ho incontrato in treno qualche giorno fa, e lo dico proprio con tutta la franchezza che penso possa essere una mia caratteristica, probabilmente un mio difetto, ma aspetta, a 52 anni è difficile cambiare testa. Allora, il primo mandato, Giancarlo, dovevi imparare a fare il Presidente della Regione, tu te lo ricordi, eri consigliere regionale, neoconsigliere regionale, io ero neoparlamentare, lavoravamo insieme allo stesso ufficio, vedevamo, c'era lui, la Lia Sartori, era una fase di apprendistato, dopo via via che il tempo passava ha imparato a fare meglio quel lavoro. Il secondo mandato, tra l'altro con lui assessore, che da consigliere diventa assessore, e che assessore con quale delega, diventa un presidente imprenditore, nel senso, fatemi spiegare, presidente realizzatore. Il secondo mandato ha governato, cioè il primo mandato ha imparato, il secondo mandato ha governato, ha impostato assieme a lui, assieme a altri, una serie di opere fondamentali
con l'appoggio sempre, con il sostegno del governo nostro, e sapendo ragionare anche con il centro-sinistra quando vi siete trovati ad avere come interlocutori, non certo per colpa vostra, ministro Di Pietro, cioè non l'avete nominato voi, però insomma non era facile. Avete dimostrato, Giancarlo, te ed altri, ma soprattutto Giancarlo e te, la capacità di saper dialogare anche con questi qua che sono politicamente e umanamente e sotto tutti i punti di vista e anche per quanto riguarda i valori molto ma molto diversi da noi. Bene, quindi ha imparato, ha governato i secondi 5 anni, quello che ho detto a lui. Il terzo mandato ha governato, ma direi forse avete governato voi, lui ha regnato. È stata la fase del regno, della conclamazione del regno. Ora, cosa sarebbe potuto accadere questa volta? È vero, squadra vincente non si cambia, è vero Renato, hai tutte le ragioni, sono d'accordo con te alla fine, hai capito? L'amarezza di aver dovuto rinunciare a Giancarlo, presidente della regione, è un'amarezza infinita, è un'amarezza che ne viviamo come un'ingiustizia profonda, è un'amarezza che non può venir meno a chiunque di noi sia stato e sia nell'anima fino in fondo al cuore, per quanto mi riguarda, di Forza Italia fino alla fine dei propri giorni, anche se oggi c'è il PDL, siamo entusiasti di essere del PDL. È chiaro che l'amarezza è infinita, e l'amarezza di Giancarlo che sia infinita è comprensibile che sia infinita, però cosa sarebbe potuto accadere? Sarebbe potuto accadere che magari la prossima volta, per le dinamiche della politica, ci sono delle fasi storiche che determinano anche indipendentemente dalla nostra volontà o dalla nostra capacità, magari succedeva che la Lega superava di un voto, o magari che ci fosse un rapporto di consiglieri regionali diversi, non sarebbe stato magari nemmeno più nelle condizioni di regnare. Imparato, governato, regnato. Quarto mandato, magari non regniamo nemmeno più. Allora, siccome a noi non interessa regnare perché non siamo monarchici, siamo repubblicani, e interessa governare, credo che sia più utile che lui vada a governare a Roma e che qualcun altro che ha lavorato con lui, che ha imparato a governare con lui, continui a governare qui con noi. È importante governare lì e governare qui. Lì a Roma, qui a Venezia, qui a Portogruaro, governare, decidere, ascoltare, con umiltà, senza avere i deliri di onnipotenza che ogni tanto a qualcuno di noi viene e che qualche volta rischia di perdere chi viene preso da deliri di onnipotenza, e poi vediamo che cosa accade a quelli che hanno deliri di onnipotenza, ma con la massima umiltà, con la massima serenità, con la massima disponibilità, con la massima onestà, con la massima operosità, con la massima convinzione, con tutta l'intelligenza che abbiamo noi e che ci viene dai consigli che vengono dai nostri amici, con tutta questa forza, con tutta questa decisione, governare a Portogruaro, governare la nostra provincia, governare la nostra regione, governare la nostra Italia, perché noi siamo nati per governare, noi non siamo nati per stare all'opposizione, l'opposizione la lasciamo agli altri. Con l'intervento di Paolo abbiamo terminato, quindi ringrazio Gerardo, Mario, Paolo, Angelo, Renato e Pancrazio, e vi do un arrivederci ad aprile dopo aver vinto le elezioni comunali. Lo scioglie lì, adesso comincia a lavorare che non credo. Adesso qui la settimana prossima è nata e poi